Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina.it che apriamo con la cronaca rapina in banca. Oggi a Sumirago il colpo è stato messo a segno questa mattina alle ore 11 alla Banca Popolare di Milano, dove due rapinatori a volto coperto hanno minacciato dipendenti e clienti. Si sono fatti consegnare 60.000 euro in contanti. Sono in corso indagini a tappeto da parte dei carabinieri della compagnia di Gallarate. Stando ad una prima ricostruzione sembra che la dinamica sia la stessa della rapina avvenuta lo scorso 23 luglio. I rapinatori avevano il volto coperto dalle mascherine. I carabinieri hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della banca e della zona per ricostruire tutte le fasi dell'assalto. E adesso spostiamoci a Varese. Il giorno dopo la sconfitta elettorale il centrodestra si ritrova per analizzare le cause della debacle al ballottaggio che ha visto trionfare il sindaco uscente del centrosinistra Davide Galimberti. La riunione del centrodestra con Matteo Bianchi, che era il candidato sindaco del centrodestra, si è tenuta fino a pochi minuti fa. Ascoltiamo le parole di Bianchi in questo servizio curato dall'agenzia Blitz. Matteo Bianchi, da dove si riparte? Ripartiamo da dove siamo arrivati, quindi 14.700 voti a Varese, un'attestazione di stima per una campagna elettorale cominciata obiettivamente tardivamente, ma che è stata un crescendo di entusiasmo. Noi questo patrimonio non dobbiamo disperderlo, dobbiamo dare voci ai tanti varesini che ci hanno premiato, e sicuramente in Consiglio Comunale porteremo le istanze programmatiche che abbiamo raccontato in queste settimane. Errori ce ne sono sicuramente stati quando arriva una sconfitta che a un certo punto, diciamo, avete sperato anche di ribaltare. Quali sono? Ma errori quando si lavora ce ne sono sempre. L'importante è arrivare in coscienza a posto nell'aver fatto tutto quello che era nelle nostre disponibilità. E credo che sicuramente un po' di tempo in più poteva servire a migliorare un po' l'aspetto programmatico e organizzativo, però insomma non credo che ci si possa ricriminare nulla. E restiamo a Varese, dove sono stati fermati due spacciatori che nascondevano la droga negli slip. Si tratta di due cittadini africani fermati rispettivamente in Piazza Repubblica e in Via Como. Portati in questura e perquisiti, è stato scoperto appunto che entrambi, bloccati in due momenti diversi, avevano scelto lo stesso stratagemma per occultare la droga. La tenevano appunto negli slip tra i glutei. I due stranieri sono stati denunciati, la polizia ha sequestrato le sostanze stupefacenti e il denaro contante ritenuto provento di spaccio. Maggiori dettagli su questa notizia si possono leggere su prealpina.it. E spostiamoci adesso a Parviago per una storia a lieto fine. È tornato a casa e sta bene il quindicenne che si era allontanato martedì scorso e per il quale i genitori avevano lanciato un appello. Maggiori dettagli si possono leggere su prealpina.it. Ora l'aggiornamento sui dati relativi al Covid, dati forniti poco fa dalla Regione Lombardia. Sono 412 i nuovi casi a fronte di 146.018 tamponi effettuati. L'indice di positività scende allo 0,2%, diminuiscono i ricoveri in ospedale. In provincia di Varese 23 nuovi positivi, la provincia più colpita è Milano con 131 nuovi casi. E parliamo adesso di aiuti alle persone in difficoltà nel pagare l'affitto di casa. È di oltre 9 milioni di euro lo stanziamento messo in campo da Regione Lombardia per evitare gli sfratti degli inquilini morosi incolpevoli residenti nei 148 comuni lombardi ad alta tensione abitativa. La delibera è stata approvata oggi dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore Alessandro Mattinzoli. I destinatari del beneficio sono gli inquilini che abitano negli alloggi in affitto sul libero mercato e che hanno in corso una procedura di sfratto per morosità incolpevole. Tra le cause dello sfratto incolpevole e quindi dell'impossibilità di pagare
le cause riconosciute per ottenere appunto l'aiuto da parte della Regione, c'è la perdita o riduzione della capacità reddituale, rientrano ad esempio in questa casistica il licenziamento, la mobilità e la cassa integrazione per effetto della crisi provocata dalla pandemia. Questa è l'ultima notizia, vi diamo appuntamento al notiziario di domani alle ore 13, una buona serata.